progetto che è nato da una spinta del cuore, da un grandissimo entusiasmo, ma soprattutto da una viscerale passione per il cavallo. Vede come protagonista, come attore e talvolta anche come regista il cavallo, che attraverso la sua nobile presenza darà vita a delle strutture di grande pregio che sono collegate alla storia della nostra civiltà. Il progetto prevede lo sviluppo di eventi in 5 ville, esattamente Villa Pisani Bonetti, Villa Caffo Navarrini, Villa Bassi, Villa Farsetti e l'ultima Villa Corner. Ebbene, questi sono eventi che contengono altri eventi. In primo luogo essi evidenzieranno quella che è la molteplicità, le sfumature delle attività a cui il cavallo presta la propria generosità, presta la propria presenza, e quindi nello specifico si tratterà sia di manifestazioni sportive agonistiche, il salto ostacoli e gli attacchi, il turismo equestre e l'equitazione di campagna, di agritourist, di more storiche, aziende vitivinicole, insomma abbracciando quelle peculiarità dell'attività enogastronomica che ben caratterizza il Veneto e che richiama ovviamente un elevato flusso di turisti. Sempre il cavallo protagonista in contemporanea all'interno delle ville verrà presentato nella forma più alla portata dei bambini, dei nostri giovani. Infatti è stato previsto un villaggio del bambino. Oltre a questi aspetti abbiamo, e come Comitato Regionale Veneto siamo l'unica regione in Italia che ha al proprio interno un dipartimento del teatro equestre. Consiste proprio in un settore di attività che vede il cavallo coinvolto in proprio spettacoli, in espressioni creative della parte artistica umana, ma anche equestre. Devo anche dire che questi spettacoli, alcuni di questi spettacoli sono stati anche rappresentati in occasione dell'ultima edizione di Fiera a Cavalli al Gran Galà, in cui il nostro referente Rudy Bellini ha messo in scena e ha anche coinvolto un gruppo di detenuti della casa circondariale di Montorio. Ci sarà anche il carosello dei bambini con i pony. Anche questo è stato uno spettacolo che è piaciuto moltissimo ed è stato rappresentato al Gran Galà da Carlotta Agnoletto, che è un'istruttrice nostra FISE, che con il suo gruppo di ragazzi del Circolo Ippico L'Isola hanno veramente fatto una cosa straordinaria. Quindi molta importanza nella realizzazione di questo progetto, dicevo, la riveste anche la capacità e la volontà di interazione tra il nostro gruppo di lavoro e da un lato la Regione Veneto, dall'altro tutte le aziende sponsor che sostengono il progetto, ma dall'altro ancora molto importante la relazione con le amministrazioni comunali dei territori presso cui le ville sono ubicate e che devo dire per noi costituiscono un elemento imprescindibile. Oltre a questi aspetti, a questi eventi, queste iniziative, questi progetti che riguardano il cavallo, abbiamo anche previsto poi tutta la parte che lega il cavallo all'aspetto culturale, tant'è che richiamo il nome Gli Alfieri della Cultura non è a caso. Ma oltre a questo, dicevo, abbiamo previsto delle mostre d'arte contemporanea, una mostra fotografica con la guida del Cavalier Conforti. Oltre a questo avremo un testimonial d'eccezione che sarà l'onorevole Vittorio Sgarbi. Abbiamo pensato proprio un caleidoscopo di eventi, ma c'è ancora che va a caratterizzare e a unirsi in modo armonico a tutti questi eventi la presenza delle vetture delle auto storiche, l'interazione fra vari comparti, e si potranno sviluppare anche network, relazioni fra i vari stakeholders, relazioni B2B, favorite anche dall'organizzazione di alcuni convegni, forum, tavole rotonde su tematiche o di attualità o che saranno di interesse delle aziende che ci supportano o delle istituzioni, fra cui la Regione Veneto,
che, dimenticavo di dire, ha patrocinato assolutamente questo evento, e per cui io vi ringrazio moltissimo, mi auguro di vedervi tutti numerosi a questi eventi, affinché anche con la vostra presenza possiate non solo supportare l'iniziativa, ma aiutarci a promuovere il valore del cavallo e della cultura. Grazie a tutti.